Bisogna vaccinare con la dose booster tutta la popolazione eleggibile. Avendo allargato la platea agli over 40, noi dobbiamo rendere fruibile questo servizio a tutta la popolazione che ha compiuto i 40 anni e che si è vaccinata, che ha fatto la prima e la seconda dose e che ha superato i 6 mesi necessari per poter accedere alla dose di richiamo. Lustre lancia un nuovo appello per la terza dose, che al momento ha visto un boom di prenotazioni, tanto che si sta pensando all'apertura di nuovi slot. Il nostro lavoro da qui in avanti sarà quello di garantire a tutti la possibilità di prenotarsi, andando a fare manutenzione sulle liste d'attesa, naturalmente sulle disponibilità che ci sono nei vari CVP, in modo tale da far trovare sempre qualcosa per chi ritiene opportuno vaccinarsi in quel momento. Massima disponibilità anche per chi deve effettuare la prima dose. In particolare i più giovani. Ricordo sempre che chi fa la scuola secondaria di primo grado, cioè tra i 12 e i 14 anni, abbiamo vaccinato circa il 50%, quindi lì c'è un certo numero di persone, di ragazzi per i quali chiediamo che i genitori accompagnino per la vaccinazione. E poi abbiamo sulle fasce centrali, tra i 30 e i 40 anni, a stento arriviamo intorno all'80%, quindi c'è 1 su 5 che non si è ancora vaccinato. I dati dell'Ulstre rivelano che il 25% dei nuovi positivi al Covid ha meno di 18 anni e il tracciamento indica che, più che la scuola, sono in particolar modo le aggregazioni a causare la nascita di nuovi focolai. Noi spesso tendiamo a leggere le scuole come il momento topico, in realtà le scuole forse sono il momento più protetto in cui i ragazzi vivono, no? È che per arrivare alla scuola, per andare via dalla scuola, ci sono momenti di aggregazione importanti e non sempre disciplinabili. E poi i ragazzi hanno altri momenti intorno, che sono i momenti sportivi, ludici o comunque insomma di divertimento insieme, in cui si riaggregano. Noi adesso abbiamo raggiunto più o meno 170-200 casi al giorno, è un po' oscillante il dato. Di questi una quarantina, cinquantina, dipende un po' dalla proporzione della giornata, sono minori.